Il santo di oggi è San Giovanni Paolo II. Il nome Giovanni in ebraico è abbreviazione di Yahweh, che significa il nome di Dio. Oggi, 22 ottobre, è il Caps Lock Day, una delle celebrazioni più bizzarre e stravaganti. A lanciare il Caps Lock Day è stato l'informatico Derek Arnold, stanco di leggere una quantità di mail e messaggi scritti in maiuscolo. Nel galateo di internet scrivere un'intera frase o una parola a grandi caratteri equivale a urlare, il che viene conseguentemente percepito come caduta di stile, atteggiamento maleducato o aggressivo, ma spesso è solo un'abitudine dietro la quale non si cela alcun significato. Il 22 ottobre 1982 debutta nelle sale Rambo con protagonista Sylvester Stallone, attore già amato dal pubblico nel ruolo del pugile Rocky Balboa. Ispirato al romanzo First Blood di David Morrell, il personaggio viene riadattato grazie allo stesso Stallone che collabora alla sceneggiatura. La produzione inizialmente si rivolge ad altri attori, tra cui Robert De Niro e Al Pacino. In Italia la fortuna del film è legata al doppiaggio di Ferruccio Amendola. L'enorme successo al botteghino e la fama del personaggio portano alla realizzazione di 3 sequel. Ma sapete come funzionano i sottomarini? Per immergersi e riemergere a piacimento, i sottomarini variano la propria densità media con l'uso di un serbatoio contenente aria compressa. Con una densità maggiore riescono ad arrivare a profondità maggiori e viceversa. Finché dispongono di una fonte di energia possono farlo all'infinito, perché quando sono in superficie aspirano l'aria dall'atmosfera e la comprimono nel serbatoio, pronta per la prossima immersione. Buongiorno ai 12, mentre Giove ancora borbotta con Sole, Luna e Plutone, la Luna entra alla chetichella in Scorpione, diventando maliziosa, misteriosa e scatenando passioni. Vediamo come. Ariete, con tutti questi elementi marziani sicuramente c'è qualcosa di molto più fluido per voi. Accade però anche che assistiate a tante trasformazioni a voi intorno, nel vostro ambiente lavorativo, anche in quello affettivo. Valuterete un po' filosoficamente un po' come cambiano le cose. Toro, per voi oggi la Luna è in opposizione e rincara la dose della già presente opposizione Marte-Mercurio, quindi oggi è una giornata un po' delicata. Tra l'altro da domani si associerà anche il Sole, quindi entriamo proprio nel vivo di quello che per voi è una nuova fase della vostra vita. Gemelli, per voi oggi è una giornata decisamente interessante, perché Plutone crea con Urano nei vostri gradi delle occasioni assolutamente imperdibili. Lo zodiaco però vi raccomanda di essere tempestivi, è un momento in cui passeranno tanti treni, attenzione a prendere quello giusto. Cancro, per voi oggi Giove ancora ce l'ha con i 2 luminari, col Sole e la Luna, ma anche con Plutone. Poi sembra volere proprio sollecitare una qualche trasformazione, perché vuole assolutamente, chiede e petula questo Giove perché venga trasformata un qualcosa di importante nella vostra vita. Fondamentalmente volete ricongiungervi a qualcosa di importante. Leone, la vostra giornata oggi fa sentire un po' di più la presenza di Giove, che si avvicina inesorabilmente ai vostri gradi, ma mentre il Sole è proprio sotto attacco, delle critiche forse o una valutazione critica da parte vostra saranno possibili. Ecco quindi che voi ascolterete e osserverete molto. Oggi è una giornata abbastanza contenuta, mentre le quadrature dallo Scorpione promettono un po' di agitazione se non riuscirete in tempo a risolvere un problema. Vergine,
Per voi che osservate da lontano, oggi sembra muoversi molto nella vostra terza area, quella che ha a che fare con la comunicazione, con le notizie, con l'azione. Ebbene, tutta una serie di importanti informazioni che vi arriveranno e che dovete gestire e rigestire un po' meglio. Bilancia, la vostra giornata oggi vede un sole nei vostri gradi un po' problematico, ci pensa Venere però a darvi conforto, anche se questo pianeta oggi è isolato, gli altri pianeti non le parlano, quindi godrete comunque di un amore presente ma silenzioso e nel vostro piccolo mondo privato. Scorpione, Sole, Luna, Marte, Mercurio nei vostri gradi, il Sole non ancora, ma fa già sentire il suo peso, per cui sta arrivando un carico di nell'oroscopo personale di ognuno troverete tante novità sicuramente. Per oggi è una giornata che parla di quel movimento che volevate intorno a voi, un allegrandante, una comunicazione che avete desiderato per mesi. Sagittario, per voi oggi Giove è proprio scostante, proprio perché non la smette di rovellare su tutta una serie di ostacoli e problematiche generati da Plutone, Marte e Mercurio, per cui oggi proverete ad abbattere quegli ostacoli e a volgere in positivo una condizione che forse all'inizio lo sembrava ma che non era. Capricorno, per voi i pianeti fanno un po' troppo baccano, preferite infatti rifugiarvi nelle grazie dei favori che lo Scorpione dalla vostra 11ª area vi regala, ovvero Mercurio, Marte e la Luna, e anche il calore del Sole che comincia già a farsi sentire. Ecco, tutta questa grazia planetaria serve per rimettervi di nuovo in auge, anche se state incassando molto e riprendendo le energie che impiegherete più là. Acquario, oggi il cielo non è bellissimo, 4 pianeti in quadratura più l'opposizione su Plutone da parte di Giove. Oggi potrebbe essere comunque un periodo un po' limite per risolvere una serie di problematiche o di assolvere a funzioni che vi erano state chieste, che quindi dovrete sintetizzare e rendere concrete. Pesci, per voi tutto il bailam generato dai pianeti in acqua, Giove in Cancro, Mercurio, Marte e Luna in Scorpione, giocano un enorme vantaggio, soprattutto al lavoro, soprattutto per Saturno, soprattutto facendovi prendere delle soddisfazioni che inseguivate da tempo. Nel garage della sua abitazione il fisico americano Carlson inventa la fotocopiatrice, un dispositivo che al posto del normale inchiostro liquido utilizza una polvere nera, il famoso toner. Dopo vari tentativi, il 22 ottobre 1938 riesce a farlo funzionare, producendo la prima fotocopia chiamata allora elettrofotografia. To see the back of someone significa letteralmente vedere la schiena di qualcuno. E infatti questa espressione inglese significa essere contenti di vedere qualcuno andare via, qualcuno che proprio non sopportiamo. Il pittore Paul Cézanne aveva un carattere ansioso. Trovò difficile stringere rapporti con i colleghi e per questo si spostò da Parigi alla tranquilla Provenza. Le sue tendenze ossessive erano evidenti sia nel modo di dipingere, aveva bisogno di 100 sedute di lavoro solo per realizzare una natura morta, sia nella paura di essere toccato dagli altri. Ordinò anche alla domestica di mantenere le distanze da lui. Morì il 22 ottobre 1906 a causa di una polmonite contratta dopo essere stato sorpreso da un uragano mentre dipingeva all'aria aperta. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'approvazione degli altri è uno stimolante del quale talvolta è bene diffidare. Buona giornata e a domani dalla vostra Martina.